organizza un evento che si chiama poi tra il resto Rock Schützen Festival. L'ultima parola festival è proprio il contenuto di tutto, è un vero festival di generi musicali, di scuole di danza, danza anche per bambini, presentazioni di libri, cioè c'è un insieme di cose che fa un festival e è un evento assoluto, cioè non è mai successo nella nostra regione che una compagnia Schützen organizza una cosa di questo tipo. Perché? Perché bisogna capire ed entrare nella gente, che la gente capisca che uno Schützen non è un extraterrestre, ma è una persona normalissima che ha la passione della storia magari, ma la storia bisogna anche pensare ad andare in avanti, cioè non è che vogliamo rivangare, no, vogliamo diffondere l'informazione. Infatti in questa manifestazione c'era fatto anche breve tema, magari un paio di domande dove chi vi risponde regaleremo la maglietta della manifestazione che è Rock Schützen Festival. Ci sono tante cose, abbiamo scelto anche la Roccaforte perché è una cosa abbastanza storica di questa città e abbiamo collaborato anche per dargli il menù, però bisogna avere un menù tirolese. Noi arriveremo marciando da Piazza Duomo con la compagnia Schützen di Trento e quella di Innsbruck e basta, arriveremo in Piazza Gazzetti, daremo l'inizio alla manifestazione alle ore 17 e fino a mezzanotte. La domenica poi c'è una sequenza di gruppi, anche il gruppo rock, gli Underleggings, non so, danza irlandese, i supplater, i bambini, quelli che vengono da montagna che ballano i supplater, è bellissimo. C'è Arte Danza che presenta un tributo al maestro liutaio Luca Primon che purtroppo è mio fratello che è scomparso e questa è una novità assoluta perché sarà un evento nell'evento e questo mi fa molto piacere, credo di aver detto tutto.